sentite? Abbiamo anche la clac. Allora, buonasera a tutti, grazie davvero per essere qua in questa splendida giornata di democrazia. Le campagne elettorali fanno sempre rivivere le nostre comunità che hanno più occasioni per uscire, per confrontarsi, per parlare, per chiacchierare, per discutere di quello che è stato fatto e di discutere di quello che c'è da fare. Noi oggi facciamo la nostra parte, presenterò insieme ai compagni di squadra quello che vogliamo fare per Lanusei per i prossimi 5 anni, anche ovviamente tenendo conto di qualche riflessione su quello che è stato fatto. Come voi sapete, 5 anni fa mi sono candidato insieme ad un gruppo di persone per guidare questa città, la città di Lanusei, e ho avuto la fiducia della gente che mi ha incaricato davvero di un onore importante e non finirò mai di ringraziare ognuno dei partecipanti al voto e ognuno dei lanuseini per la grandissima fiducia che è stata riversata nei miei confronti e nei confronti del gruppo, che in quel momento insieme a me ha deciso di intraprendere quella sfida amministrativa, la sfida più alta per chi ha passione politica, sociale, civica, che è quella di guidare appunto la propria comunità. Candidarsi a sindaco o anche a consigliere comunale è comunque esporsi, perché ci si mette a nudo, quindi è sempre un momento complicato da affrontare nella propria vita, però 5 anni fa c'erano condizioni diverse, nel senso che c'è stato un po' di entusiasmo che ha determinato le scelte di candidarsi. Questa volta, ovviamente, dopo 5 anni di amministrazione alle spalle, le cose sono diverse, si fa una scelta con più consapevolezza, forti dei 5 anni passati insieme ad un gruppo, ad una squadra, ma insieme soprattutto all'intera comunità lanuseina, in cui si è cercato di fare del proprio meglio per migliorare le condizioni di vita di ognuno di noi. Quindi innanzitutto mi piace ringraziare le persone che insieme a me 5 anni fa hanno dato origine a Ripensiamo Lanusei, con cui ho condiviso 5 anni di governo e di amministrazione della città di Lanusei. Davvero grazie a loro, perché comunque c'è stato un impegno costante, nonostante alcune avversità che poi vedremo, di cui io personalmente sono orgoglioso, perché se non fossi orgoglioso sinceramente oggi non mi sarei ricandidato. C'è stato un percorso in questi 5 anni che non ha visto solo la maggioranza, ma ha visto anche la minoranza coinvolta, perché ci siamo resi subito conto che per chi ha a cuore Lanusei alcune cose di fondo, alcune scelte di fondo non sono di parte, sono comunque di tutti, patrimonio comune. Penso, per dire solo un esempio, alla sanità, penso alla pandemia che abbiamo affrontato, e quindi in questi 5 anni il Consiglio Comunale è stato sempre un'agora in cui confrontarsi, in cui parlare dei problemi e discutere di come fosse opportuno superarli, di quali scelte fosse opportuno realizzare per cercare di essere il più possibile efficaci nel risolvere i problemi, nel dare prospettive di sviluppo. E allora in questo modo abbiamo trovato un comune intento con una parte delle persone che con noi hanno condiviso questo percorso amministrativo. Definiamoli per comodità minoranza, ma in realtà non lo sono stati, nel senso che hanno svolto sempre una funzione positiva e propositiva insieme a noi, hanno condiviso delle necessità. In alcune occasioni addirittura dopo il Consiglio c'era la maggioranza e alla maggioranza ha partecipato tutto il Consiglio, proprio a dimostrazione del fatto che era indispensabile affrontare certi temi tutti insieme. Non ci può essere divisione nella difesa dell'ospedale, nella difesa del tribunale, nella difesa del carcere. Sono temi talmente importanti che ci accomunano che non è giustificata né giustificabile una eventuale divisione. E allora, forti di questo percorso, le posizioni si sono via via sempre più avvicinate, tanto che abbiamo deciso di dare origine ad un progetto nuovo, diverso sicuramente, che però ha delle basi solide in questa esperienza di 5 anni che abbiamo condiviso tutti insieme. La lista si chiama Energie per Lanusei proprio per questa ragione, perché abbiamo cercato di mettere insieme energie che partivano da punti di vista differenti, ma che hanno trovato, strada facendo, con lavoro comune, delle modalità di lavoro insieme, di lavoro comune, in maniera tale che ci sia una condivisione delle prospettive per il nostro paese, per la nostra città. Io dico sempre che Lanusei è paese e città insieme, città perché ci sono i servizi, perché c'è il tribunale, perché c'è la curia, perché c'è l'ospedale, ma è anche paese. È anche paese perché per dimensione demografica abbiamo la capacità di essere orgogliosi della vicinanza, della solidarietà e di fatto di non lasciare mai nessuno indietro.
Questo è importante, il fatto di unire i due aspetti, quello del paese e quello della città insieme, può fare la differenza e ci può aiutare, come ci ha aiutato, a rimanere compatti, coesi e davvero a lavorare tutti insieme per un futuro diverso. Qual è questo futuro diverso che vogliamo costruire? È il futuro che sia costruito sull'identità di Lanusei, che parta dall'esistente, ma che si apra ad un futuro diverso. Perché gli ultimi 5 anni in particolare il periodo della pandemia, ha rivoluzionato completamente alcuni schemi. Abbiamo scoperto il remoto, le riunioni da remoto, l'accesso al remoto a tutta una serie di servizi. E allora se noi dopo la pandemia abbiamo bisogno per ripartire come Nazione Italia, come Sardegna, ma anche come Lanusei, di uno sforzo, di un investimento straordinario che poi rappresentiamo nella sigla PNRR, è evidente che noi dobbiamo essere in grado di cogliere le opportunità del cambiamento per essere al passo con i tempi, perché se noi perdiamo quel treno non saremo in grado di difendere i servizi, ma dobbiamo crescere quindi da questo punto di vista con le reti infrastrutturali telematiche, ma dobbiamo crescere anche dal punto di vista dell'offerta turistica. Abbiamo fatto veramente tantissimo in questi 5 anni sul turismo e una delle ragioni per cui davvero abbiamo deciso insieme di candidarci e di ricandidarci è quello davvero relativo al fatto che ci sono dei progetti, ne cito solo uno, quello delle Rufune, che secondo noi può rappresentare davvero un cambio di passo importante per lo sviluppo turistico del paese, che può significare con degli investimenti mirati, anche garantiti dal Comune, una riqualificazione urbana, una maggiore attrattività e ci permette davvero di rifarci il trucco, di essere belli e appetibili per noi e per gli altri. Quindi costruire piano piano una Lanusei diversa, moderna, guardando sì al passato con la consapevolezza di quello che eravamo, ma anche con la forza nostra, dei nostri giovani, della nostra attuale comunità, che deve vivere il futuro anche in maniera sfidante, cercando davvero di costruire qualcosa di diverso che oggi abbiamo iniziato ad abbozzare e che dobbiamo cercare insieme in questi 5 anni di implementare, lavorando insieme, ma soprattutto lavorando per ribadire il ruolo strategico di Lanusei in Ogliastra, nell'Unione dei Comuni, proprio per fare in modo che ci sia questo capoluogo dell'Ogliastra. Sapete tra l'altro che è stata ripristinata la provincia, che è stata ripristinata l'azienda sanitaria locale, per sfruttare al meglio le grandi opportunità. Ecco, la continuità, il fatto di essere operativi fin dal primo giorno, per me è un valore. Scherzavo con Enrico Lai, che saluto. Ti raggiungerò nel bis, perché effettivamente è così. Lanusei ha difficoltà a bissare il sindaco. Perché? Mi sono chiesto. Perché gli altri comuni lo fanno e noi no? Perché i comuni riescono a dare continuità ogni volta alle loro politiche e noi abbiamo questa difficoltà? Interroghiamoci su questo, perché ogni volta che arriva una nuova squadra a governare una comunità vorrà sempre metterci il suo timbro, la sua carta d'identità, giustamente anche, e quindi alcuni progetti non vengono rilanciati, ma vengono comunque ripresi da zero. E significa che in questo momento strategico in cui si esce dalla pandemia ma si inizia a lavorare per un futuro diverso, ripeto, sfruttando le opportunità del piano nazionale di cui ho parlato prima, si rischia davvero di perdere del tempo che non possiamo permetterci, perché ripeto, se noi perdiamo il treno oggi dello sviluppo tecnologico e dello sviluppo turistico, perderemo competitività nei confronti degli altri. Consentitemi quindi sulla politica territoriale, vi spiego come abbiamo strutturato la serata, tenendo conto che tra le energie per Lanusei non ci sono solo le persone che hanno dato vita ad un percorso in amministrazione, ma anche tante altre persone che forse sono la maggioranza del gruppo, che si candidano ad adiuvandum per portare esperienza, per portare entusiasmo, per portare un'ulteriore energia che metteremo a disposizione di tutti, del gruppo innanzitutto, ma davvero di tutti. Quindi per questo le energie si uniscono per dare un futuro migliore a tutti noi. Davvero ci teniamo tanto, perché ognuno di noi, e lo stiamo vedendo in questi giorni in cui il gruppo è affiatato, compatto e ognuno davvero ha tanta voglia di fare, vuole mettersi a disposizione della comunità lanuseina e abbiamo un grande orgoglio da questo punto di vista, un grande senso d'appartenenza. 5 anni fa sono stato criticato perché appartenevo al Partito Democratico, ero segretario provinciale, segretario ogliastrino del Partito Democratico, e molti in campagna elettorale dicevano: ma è del PD, non possiamo votare uno del PD. Ebbene, io credo che in questi 5 anni nessuno si sia potuto lamentare del fatto che io abbia fatto delle politiche del PD e non per Lanusei.
semplicemente per una ragione, perché l'ho detto, una cosa è la politica, altra è l'istituzione, e io ho detto che avrei indossato la maglietta dell'istituzione e così ho fatto per 5 anni e tutti del gruppo hanno seguito questa linea di coerenza che vogliamo ribadire ancora oggi. Siamo una lista civica e cerchiamo di mettere insieme le energie migliori che il Paese possa esprimere, aperti ovviamente a tutti i contributi alla ricchezza della comunità che sono le associazioni, che sono i comitati, che sono le persone, alla ricchezza di Lanusei che siamo tutti noi, se condividiamo un percorso e ci mettiamo tutti insieme a disposizione. Negli ultimi 2 anni abbiamo potuto fare meno coinvolgimento rispetto a quello che avremmo voluto, proprio a causa della pandemia, ma guardate che davvero il punto vero è questo: ognuno di noi deve sentirsi responsabile di quello che accade a Lanusei e questa squadra, queste persone hanno tutti in testa non solo dedicare il proprio tempo per Lanusei e a Lanusei, ma anche di farlo del coinvolgimento delle persone, in maniera tale che questo senso d'appartenenza che ognuno di noi ha sia davvero comune e ci porti a qualcosa di diverso e di migliore, che ci aiuti a fare quello sviluppo e quelle modifiche della nostra città che sono indispensabili per guardare con più serenità al futuro. La scaletta di oggi è questa: abbiamo diviso, interverranno tutti i candidati, ad eccezione di Vladimiro Vacca, che saluto perché purtroppo per una questione di salute legata agli ultimi scampoli della pandemia non è potuto essere qui presente, ma lo è comunque non fisicamente ma certamente con lo spirito. Tutti gli altri candidati ovviamente parleranno, prenderanno la parola e diranno perché sono candidati e che cosa vogliono fare. Abbiamo diviso in politica territoriale, sanità, politiche interne, urbanistica e sviluppo, attività produttive e poi farò delle brevi conclusioni io alla fine. Davvero vi chiedo di ascoltarci fino alla fine, cercheremo di non essere troppo lunghi, cercheremo di non essere troppo pesanti, però già da oggi, siccome questa è l'apertura ufficiale della campagna elettorale che si è in realtà iniziata da 2 settimane, noi ci aspettiamo che nei prossimi giorni, noi vi proponiamo quello che siamo, nei prossimi giorni vorremmo che voi ci deste degli spunti ulteriori, delle integrazioni e delle riflessioni, siamo aperti a qualunque tipo di contributo. Permettetemi, prima di iniziare il primo blocco, di salutare Pietro e Alberto, amici personali che sono venuti da Carbonia per dovere di ospitalità in puro spirito gli Astrino e Lanuseino, mi sembrava giusto salutarli. Ovviamente saluto tutti gli ospiti, lanuseini e non, che sono qua, graditissimi, però visto che hanno fatto 400 km, faranno 400 km per venire, mi sembrava carino salutarli. Dicevamo, il primo blocco è la politica territoriale, quindi il ruolo della provincia è Lanusei e l'Unione dei Comuni, quindi do la parola a Gianni e a Matteo che verranno insieme e che svilupperanno appunto questo tema. Importante il ruolo strategico di Lanusei. La provincia è ancora da scoprire perché va ancora definita, perché è una provincia diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto negli anni scorsi. L'Unione dei Comuni la conosciamo di più e siamo sicuri che possa essere una grande opportunità soprattutto per il piano nazionale, perché davvero alcuni bandi prevedono una dimensione demografica per poter partecipare a cui si può accedere solo insieme agli altri comuni. Prego Matteo e prego Gianni. Cari concittadini e care concittadine, nel frattempo che attendevo il mio turno ho fatto come un salto all'indietro di circa 30 anni e mi è venuto in mente il primo comizio che tenni esattamente dall'altra parte e ricordo che esordii dicendo: care compagne, cari compagni. È evidente che questa frase a qualcuno di voi, anzi a molti di voi, molti giovani, potrà sembrare desueta, però per me ancora oggi suscita delle forti emozioni, mi carica e appunto mi vengono in mente tante passioni che non sono mai sopite.
e questo è anche uno dei motivi per cui oggi io mi trovo a far parte di questa squadra piuttosto che nella squadra avversaria, insomma, perché ritengo che in questa squadra io ritrovo quei valori a cui facevo riferimento prima. Mi è stato consigliato vivamente mi è stato vivamente consigliato di non inseguire alcune polemiche sterili che sono avvenute, insomma, sabato scorso nella presentazione della lista però con tutta la buona volontà non posso chiaramente esimermi dal fare alcune puntualizzazioni appunto in riferimento a quelle che io chiamo inesattezze, per usare un eufemismo, visto che siamo ancora in fascia protetta. Mi soffermerò soprattutto su delle affermazioni che a me non sono piaciute, proprio perché il mio trascorso non mi permette di passarci sopra. La prima, seppur nella sua disarmante banalità, è quella che ci si è accusati persino di voti di scambio nella formazione di questa lista. Liquido la questione dicendo subito da qual pulpito viene la predica. La seconda questione che mi preme chiarire è il livore con cui è stata spiegata la formazione di questa lista, che dipenderebbe in gran parte da segreterie di partito, dal momento che questo non è vero, insomma, almeno non mi risulta. Vorrei appunto sapere da parte di coloro che hanno fatto queste affermazioni eventualmente chi è la segreteria del partito che ha deciso la mia candidatura, o la candidatura di Francesca, o la candidatura di Daniela, o la candidatura di Ciccio, eccetera eccetera. Per cui questa cosa non esiste. Ma non esiste neanche il fatto che vengano citate le segreterie di partito con tono dispregiativo, perché ricordo a qualcuno che le segreterie di partito sono anche quelle che decidono a tempo debito delle candidature alle regionali, e in questo caso chiaramente non è stato il sottoscritto a essere candidato alle scorse regionali, quindi non si capisce perché oggi fanno ribrezzo e ieri invece andavano bene. Viceversa, se invece si è anche detto che la nostra lista è il termine di una sorta di telenovela, e qui si scambia secondo me il fatto che c'è stata una discussione abbastanza, se vogliamo, un confronto anche aspro, ma da che mondo è mondo, voglio dire, quando si decide comunque di amministrare una cittadina come Lanusei debba essere tutto così lineare o quantomeno senza discussione delle parti chiamate in causa. Se questo poi viene interpretato come un decidere nelle segrete stanze, bontà loro, non c'è problema. A casa mia viene definita democrazia. Poi fate voi. Salto qualche passaggio perché altrimenti non stiamo più nei tempi, insomma. Niente, il mio compito stasera, insomma, io dovrei occuparmi di due tematiche che mi stanno particolarmente a cuore. Una è l'Unione dei Comuni e l'altra è la provincia, di cui poc'anzi faceva riferimento Davide. L'Unione dei Comuni, come ben sapete, appunto Lanusei fa parte di un'unione
dei Comuni, che attualmente si occupa prevalentemente di trasporti e di servizi sociali. È nostro intendimento ampliare questa possibilità, insomma ampliarla ed eventualmente allargarla ad altri paesi, sia il discorso del trasporto, perché dal punto di vista dei servizi sociali già oggi noi collaboriamo con tutti gli altri paesi, ma è fondamentale oggi far parte dell'Unione dei Comuni, perché tutti quelli che sono i bandi che passano nel PNRR, oggi l'Unione dei Comuni ha la possibilità di un percorso privilegiato, pertanto a noi ci sta a cuore il curare questo aspetto qua, a differenza di qualcuno che tempo fa invece è fuoriuscito dall'Unione dei Comuni. Per quanto riguarda invece la provincia, io da questo punto di vista forse mi appassiono oltremodo, perché io, al pari di tanti che sono qua, mi sono battuto per la provincia, io ho sempre creduto nella provincia e il mio compito sarà anche quella di convincere tutti gli scettici che in un modo o in un altro hanno comunque contribuito a far sì che oggi la provincia non ci fosse più. Ma dal momento che ci è stata data di nuovo questa possibilità, io dal mio punto di vista la colgo al volo e ripeto, sarà mio compito convincere tutte quelle persone che a suo tempo hanno fatto una scelta differente dalla mia. Ci credo perché parto dal presupposto che tutti gli enti intermedi dove si ha la possibilità di autodeterminarsi, per me siano degli strumenti formidabili che al contrario vanno rafforzati e non indeboliti come si è fatto sinora, perché è vero che noi siamo partiti in pompa magna, però poi determinati interlocutori hanno vuotato di significato le province, tant'è che hanno avuto gioco facile sulla popolazione e l'esito del referendum è stato quel che è stato. Però ripeto, oggi secondo me di fronte a questa opportunità noi non possiamo mancarla, e quindi anche perché alcune questioni sovracomunali, come ad esempio il completamento della 389, passa necessariamente tramite questi interlocutori, insomma, tramite questi enti intermedi. Concludo dicendo che se credete in questa squadra così come ci credo io sono qui per chiedervi appunto la fiducia, e il 12 giugno votate e fate votare la lista numero 2. Sono sicuro che sarà la scelta giusta. Grazie. Io e Gianni avevamo un budget di minuti che avremmo dovuto dividere, ma ne ha abusato, quindi dopo dobbiamo regolarci in denaro, non lo so, proviamo a fare qualcosa. Io sono sincero, non ho mai apprezzato l'Unione dei Comuni. È un ente la cui guida politica è appannaggio dei sindaci, quindi di amministratori che devono rendere conto alle singole realtà elettorali comunali e non ad una realtà elettorale aggregata. Un ente di questo tipo non può avere una linea politica veramente efficace e perseguire la crescita comune, diversamente dalla provincia, ma è naturalmente governata dal compromesso tra le istanze localistiche, dai personalismi, dai campanili. Ma diceva bene Gianni, a normativa vigente l'Unione è un'opportunità importantissima in ottica quantomeno dell'accesso ai finanziamenti, ai bandi del PNRR. E anche se non ci piace, dobbiamo farcela andare bene. Dobbiamo starci dentro, dobbiamo farla funzionare meglio e bene, evitando, l'ha rimarcato anche Gianni, come qualche comune ha fatto gli anni scorsi, di uscire
rinunciando alla sfida, rinunciando ai benefici dell'aggregazione, solo per il mal di pancia del sindaco dell'epoca, abituato a decidere da solo e non in gruppo. Un altro dei temi cardine della politica territoriale di questi ultimi non 5, ma almeno 15, forse 20, addirittura 30 anni, è quello della sanità. Qualche anno fa l'analisi socio-economica della Sardegna faceva spesso utilizzo della metafora della ciambella. Effetto ciambella era il nome che veniva dato a quel fenomeno, tuttora in atto anche se se ne parla meno, che porta gli interessi economici e le persone a scorrere come un torrente dalla montagna e dalle periferie verso il mare e verso le aree più densamente popolate, aree in cui i servizi abbondano, sono migliori, ma in questo modo viene svuotato l'interno dell'isola. Il compito della politica, della buona politica, è quello di arginare l'effetto ciambella e di arginarlo costruendo dighe che consentono al torrente di denaro e di persona di farsi bacino, di restare nei territori, rallentando la discesa a valle. Le dighe, quelle che possiamo costruire tutti insieme, sono la quantità e la qualità dei servizi, che dipendono a loro volta dalla qualità dell'elaborazione politica, per cui mi sia consentito, consentitemelo tutti, noi lanuseini, dovendo fare di necessità virtù, non siamo secondi a nessuno. La posizione politica di Lanusei e dell'Ogliastra in merito alla sanità, ma in generale ai servizi territoriali, al di là dei tecnicismi che entrano in gioco nella fase attuativa e che comunque conosciamo e sappiamo applicare, è semplice da comprendere e da condividere ed è fondata su un concetto quasi banale, scontato, quello della pari dignità fra i territori. Tutti i territori della Sardegna sono uguali. Tutti i cittadini della Sardegna hanno pari diritti, a prescindere dal luogo in cui essi abbiano deciso di vivere. È un principio molto semplice, dicevo, ed è replicabilissimo, replicabile su scala più grande anche nel rapporto tra Stato e Regione. Pensate a quanto più sarebbe credibile la Regione Sardegna nel rivendicare davanti al governo centrale la pari dignità tra le regioni se cominciasse a riconoscere la pari dignità fra i propri territori interni. La battaglia in difesa dei servizi e dei servizi sanitari in particolare è una battaglia che questa amministrazione ha condotto in prima linea, facendo il dovere di Lanusei, facendo quello che è dovere di Lanusei fare, occupare lo spazio lasciato vuoto dalla provincia. Per restare nel gergo militaresco, Lanusei ha pianificato la campagna di difesa, ha cercato e trovato il modo di respingere gli attacchi nemici, che poi sono quelli dei territori più forti, l'abbiamo detto, più forti numericamente, più forti politicamente. Ha saputo individuare una strategia e una tattica che, se saranno vincenti, lo vedremo negli anni a venire. L'abbiamo fatto. L'ha fatto il Consiglio Comunale, diceva bene il Sindaco, discutendo e approvando documenti, proposte, ordini del giorno. E l'ha fatto il Sindaco poi, portando l'elaborazione politica del Consiglio nei tavoli politici ma anche tecnici sui quali si discuteva e si discute del nostro futuro. Ed è questo il segreto. Il lavoro congiunto di Sindaco e Consiglio che ha permesso alla Lanusei di chiamare a raccolta gli ogliastrini. Perché badate, se è facile spostarsi da un altro comune con la fascia tricolore in tasca, farsi un selfie, metterlo su Facebook con la didascalia "Io c'ero", è molto più difficile esserci nel momento dello studio, nel momento in cui bisogna organizzarsi per sapere cosa dire, cosa rivendicare, nel momento della preparazione delle armi per difendere concretamente quello che i nostri padri, lanuseini prima di tutti, hanno saputo conquistare negli anni. È molto più difficile esserci con proposte concrete che con slogan vuoti, anche se urlati e urlati bene. E questo è stato l'esserci del Consiglio e dell'amministrazione comunale di Lanusei. Il Consiglio, sì, lo voglio ribadire ancora una volta, non solo il Sindaco, ma tutta l'amministrazione compatta, maggioranza e opposizione. Sandra, Renato, Donato, Maria, Mirko, anche Davide Ferreri e Simone Ligas, tutti quanti, a prescindere dal ruolo, a condividere la responsabilità e il dovere di battaglie come queste e a prendere posizione sapendolo fare, tutti insieme. La Lanusei è questa,
È questa la Lanusei. Vi sfido a contare il numero dei consiglieri comunali di altri comuni che hanno preso posizione sul tema o anche solo partecipato alla manifestazione. Ma vi invito anche a contare, fuori da Facebook, fuori dai selfie, fuori dagli slogan, gli interventi di altri sindaci su questo tema, sul tema della sanità. Abbiamo l'Archivio dell'Unione qui vicino, ma non serve scomodare il mio amico Simone che sta bevendo qui dietro per indagare. Il risultato è presto fatto ed è quasi prossimo allo zero. E allora, signori, cittadini, elettori, che direzione vogliamo prendere? Abbiamo o non abbiamo bisogno di amministratori seri e pronti, che studino e sappiano studiare i problemi della nostra Lanusei e dell'Ogliastra, che sappiano proporre soluzioni e siano in grado di sostenerle, queste soluzioni, nei tavoli in cui serve saperle sostenere. È una domanda retorica, la risposta la conosciamo tutti, la conosciamo noi e la conoscete voi. La scelta giusta è una soltanto. Grazie. Grazie Gianni, grazie Matteo, certamente il ruolo sovracomunale di Lanusei è importantissimo, ci confrontavamo su questo forse 30 anni fa, tutti i paesi vicini venivano qua anche solo a tagliarsi i capelli, oggi c'è un barbiere in ogni comune. È evidente che per continuare ad essere punto di riferimento bisogna sempre essere al passo con i tempi, essere avanti e portare avanti delle politiche che siano differenti rispetto a quelle che fanno tutti gli altri, perché altrimenti perdendo il ruolo strategico diventiamo un po' più piccoli, meno importanti, e questo ovviamente si ripercuote su tutti i settori. Hanno introdotto il tema della sanità, effettivamente a me è caro, è un tema importantissimo per la Lanusei, abbiamo l'ospedale, ma non solo, ci sono tanti altri servizi che facciamo, c'è il poliambulatorio, ci sono i medici di base, c'è comunque una rete che per noi è fondamentale e diamo servizio a tutta l'Ogliastra e non solo, soprattutto in quest'ultimo periodo di pandemia siamo riusciti a dare servizi a tanti altri territori di tutta la regione sarda. Quindi introduco il secondo blocco, quello sulla sanità, quindi Daniela, Francesca e Lisa, che in maniera diversa anche sui periodi della pandemia hanno dato un contributo. Voglio ricordare lo sforzo straordinario di tanti volontari che durante la fase acuta della pandemia hanno dedicato il proprio tempo in maniera del tutto gratuita a cercare di fronteggiarla e ad arginarla. Prego, Daniela, Francesca e Lisa. Buonasera a tutti, sono Daniela Sanna, ho 49 anni, sono casalinga, moglie e madre di una ragazza di 18 anni e di un ragazzo di 14. Non mi occupo però soltanto della famiglia e della casa, ma sono molto impegnata per tutte quelle problematiche che riguardano il diabete, patologia che mi accompagna ormai dal 2014. Me ne occupo a livello locale con l'associazione Diabetici della Sardegna Centrale, di cui sono vicepresidente. A livello regionale me ne occupo con la Federazione Rete Sarda Diabete, di cui sono consigliere ormai da 3 anni, cioè dal momento della sua costituzione. Allora, come federazione abbiamo combattuto tante battaglie, però una la vorrei riportare qui, anche se mi auguro che tra di voi non ci siano molte persone affette da diabete, ma penso che sia una bella cosa da ricordare. Siamo riusciti a contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'erogazione gratuita del sensore per la misurazione della glicemia. Viene dato a tutti i diabetici di tipo 1 e questa è una cosa che ci faceva disonore, nel senso che tutta l'Italia aveva già questo presidio gratuito, invece la Sardegna era l'ultima regione ad averlo avuto. Sono orgogliosa di aver combattuto questa battaglia, perché una lanuseina ha preso parte ad una battaglia che non era soltanto la mia, soltanto quella dei lanuseini, degli ogliastrini, ma era di tutta la Sardegna, e penso che sia una cosa molto bella, perché
I lanusini sono delle belle persone. Sono molto attiva anche nel comitato Giù le mani dall'Ogliastra, che conoscete tutti. Il comitato è nato nel 2015 e io ero già lì con loro. È nato da un gruppo di persone di Lanusei e di altri rappresentanti di tutti i paesi dell'Ogliastra. Penso che tutti ricordiate le manifestazioni come la fiaccolata e l'abbraccio, che sono stati poi presi come esempio da tutta la Sardegna. Come vedete, il lanuseino è sempre in prima linea, è sempre pronto a combattere le sue battaglie. Dunque non ascoltate tutte quelle persone che ci definiscono dormienti, ma noi invece siamo sempre in prima linea e non aspettiamo che siano gli altri a combattere le nostre battaglie. L'ultima manifestazione, quella del 9 aprile, è stata fortemente voluta da me e da Adriano Micheli, che io non posso non nominare quando si parla di Giù le mani dall'Ogliastra. È organizzata con la collaborazione di tantissime associazioni del territorio. Alcuni affermano che le manifestazioni non servono a nulla. Io sono completamente in disaccordo con questa affermazione. Servono per poter esprimere i nostri sentimenti. Purtroppo noi esprimiamo il nostro malessere, il nostro malcontento, ma è molto importante poterlo esprimere. Quest'ultima manifestazione è stata popolare come sempre, ma fortemente apolitica. E ha avuto i suoi effetti positivi, perché abbiamo visto i nostri sindaci riunirsi e combattere più coesi di prima. Hanno subito chiesto, dopo la manifestazione, un incontro col presidente Solinas, che è stato concesso nel giro di breve tempo. Purtroppo non ha avuto i benefici che volevamo, ma i sindaci non si sono persi d'animo, non si sono arresi e hanno convocato i consigli comunali giù a Cagliari. L'intervento di Davide è stato molto incisivo, anche se non ha usato toni aggressivi, che non sono i suoi toni aggressivi. Io ero lì nella prima riunione e posso dirvi veramente che mi ha fatto piacere ascoltare sia Davide che gli altri sindaci, perché mi sembrava di sentire uno di noi. Avevano lo stesso sentimento che ci mettiamo noi nel dire le cose, ce l'avevano loro, ed era quello che ci mancava altre volte. Comunque, dopo questo incontro abbiamo avuto la nomina del direttore generale, finalmente, il dottor Marras. Purtroppo c'è anche chi dice che questo non era un passo da fare o non era il primo passo da fare. Niente di più falso. Eravamo gli ultimi anche stavolta, perché avevamo un facente funzioni, non si può andare avanti con un facente funzioni tutta la vita. Per fortuna che è arrivato il direttore generale. Detto questo, vi dico perché mi sono messa in gioco. Mi sono messa in gioco perché voglio continuare questo percorso in modo più incisivo e sono certa che se voi mi darete e ci darete la fiducia, domenica 12 giugno, votando la lista numero 2, io come consigliere, spero, avrei in Davide e nella squadra degli alleati forti, competenti e determinati. Grazie. Passo la parola a Francesca. Buonasera e benvenuti prima di tutto in uno dei saluti secondo me più suggestivi della Lanusei, che è la piazza di Chiesa, una piazza accogliente, tantissima gente, io sono felice
di presentarmi soprattutto per le persone che non mi conoscono. In realtà secondo me sono molto poche. Io sono Lui Francesca, ho 45 anni, sono nogliastrina e sono originaria di Urzulei. Molti di voi in questi giorni scorsi, insomma, mi è stata fatta la domanda: ma perché ti sei candidata? Ma chi te l'ha fatto fare? È stata la domanda principale. Io credo che a questo paese ho un debito con questo paese. A me la NUSEI ha dato veramente tanto. Io sono qui da 32 anni, ho studiato qui, mi sono diplomata qui, la NUSEI mi ha accolto, mi ha coccolato e io posso dire di essere stata adottata dalla NUSEI e ho trovato anche mio marito, qui io vivo, qui io sto crescendo mie figlie e qui voglio fare la differenza, insomma, perché per me, a me ha dato tante opportunità. Io guardando mie figlie, che è uno dei motivi per cui mi sono candidata, diciamo che guardando loro vorrei che veramente vedessero quello che ho visto io in la NUSEI, cioè vedessero tanta potenzialità, perché la NUSEI ne ha tanta, ne ha veramente tanta. E questo lo dico perché io sono anche un operatore sanitario, sono farmacista, lavoro a pochi passi da qui, ad Il Bono. Il nostro lavoro è diventato quasi un ruolo sociale, soprattutto con la pandemia, l'ha sottolineato Daniela, l'ha sottolineato Davide. Sono anni molto particolari, veramente un po' difficili questi dalla pandemia. Ci hanno reso un po' tutti chiusi. Siamo in una situazione dove dobbiamo guardare veramente avanti. Abbiamo fatto uno sforzo disumano. Io parlo da operatore sanitario, con tutto il comparto della sanità, perché è stato veramente messo a dura prova, quindi siamo stati veramente sotto pressione, infermieri, medici, OS, tutti gli operatori che insomma gravitano intorno al presidio ospedaliero e anche nel privato, come posso essere io, nelle cooperative. E devo dire che io mi candido anche perché metto le mie competenze a favore delle istituzioni, della politica, perché no, anche a livello organizzativo, perché sappiamo bene che purtroppo anche a livello forse della politica ai piani alti, ecco, mi viene da dire questo, non sempre è facile magari interpellare chi, permettetemi di dirlo in soldoni, tocca la sanità con mano come l'abbiamo toccata noi in questi 2 anni e mezzo, cioè non è stato semplice. E quindi il mio impegno lo rinnovo qui, come ho fatto un lavoro, secondo me, e come l'abbiamo fatto tutti, un lavoro veramente, non ci siamo fermati all'ordinario, abbiamo fatto un lavoro straordinario e qui mi permetto di ringraziare l'amministrazione comunale, perché secondo me in questi 2 anni e mezzo ha gestito la pandemia in maniera eccellente. Lo ha fatto tenendo noi cittadini sempre informati sui contagi, quando i contagi crescevano in maniera esponenziale, quindi eravamo costantemente informati su tutto ciò che succedeva riguardo la pandemia. Non si possono neanche scordare le giornate sulla vaccinazione, ne abbiamo fatto veramente tante, qualcune anche con 2000 vaccinati in uno stesso giorno, 12 ore di attive, di operatori, di medici in pensione, non in pensione, infermieri, operatori, tutti con un unico scopo di prevenzione e soprattutto per portare la NUSEI e l'Ogliastra fuori dalla pandemia. Lo sforzo dell'amministrazione comunale non si è fermato qui, è andato anche avanti garantendo a tutti i cittadini la possibilità di fare tamponi gratuitamente e questa è stata una bella, insomma, veramente una cosa molto positiva per noi. Io credo che questo va sottolineato, siamo stati anche un esempio per altre ASL, l'ha sottolineato anche Crisanti quando è venuto a farci visita e quindi è giusto che venga ricordato. Quello che posso dire è che io credo di avere un dono, che è quello dell'ascolto, e quello dell'accoglienza e soprattutto dell'orientamento, quello che faccio tutti i giorni al lavoro. Quindi quello che vi dico è questo: io metterò tutte le mie energie a favore di voi cittadini, a favore veramente di tutte le persone che vorranno anche solo chiedermi qualunque cosa. Io sono veramente a disposizione, però adesso un impegno lo chiedo a voi, lo chiedo soprattutto per il 12 giugno. Vi chiedo di venire a votare, di fare la scelta giusta, vi chiedo di votare la lista numero 2, vi chiedo di votare Davide Burghi sindaco, Energie per la NUSEI. Passo la parola ad una donna che penso
sia stata in prima linea parecchie volte, Annalisa. Sono emozionatissima, non so se riuscirò a fare un discorso lungo come i miei colleghi, assolutamente. Mi presento, sono Lisa Marci, probabilmente conosciuta a molti, sono di Tortolì, ma ho scelto Lanusei per la mia vita, per la mia famiglia e per il mio lavoro. Ho un legame profondo con Lanusei, proprio mi sento di Lanusei, nonostante Tortolì, tutte le storie, tutti i campanilismi, ma io mi sento anche di Lanusei. Sono cresciuta a Lanusei perché io ho frequentato Lanusei fin dagli anni del liceo, praticamente ci sono quasi 50 anni, sono anziana, sono la più anziana del gruppo. Ho lavorato in ospedale per tanti anni, anche lì, sono un'infermiera in pensione. Io in ospedale ho dato il massimo di me stessa, ho cercato di dare risposte sempre a tutti, naturalmente nelle mie possibilità. Ho lavorato con impegno, ho lavorato con passione, attitudine. Questi valori, devo essere onesta, mi sono stati riconosciuti anche dai pazienti, da tutte le persone con cui mi sono confrontata. Mi sono candidata perché questa passione non si è spenta nonostante la mia pensione, e quindi ho deciso, ci provo, dedicare a lavorare proverò insomma a fare quello che ho già dato, a rifare quello che ho dato in ospedale, ad impegnarmi perché soprattutto la sanità è la cosa che mi tocca molto, ed è purtroppo stanno tentando di svilirla. Io vorrei invece che tornasse diciamo forte come lo è stata quando io ci stavo lavorando tanto, insomma. Era la prima, diciamo, in tantissimi progetti, era la prima quando si è creata insomma varie cose, cartella infermieristica, eravamo i primi sempre, vero? Ho qualche collega qui che conferma. Eravamo sempre in prima linea, sempre pronti a sfidare tutto e tutti. Vorrei rifarlo anche qui, ci proverò, per cui vi chiedo di sostenerci finché è possibile, e quindi votate giusto, fate la scelta giusta il 12 giugno. Grazie. Bravissime tutte e tre energie nuove per Lanusei, fresche, con insomma l'esperienza dei movimenti, l'esperienza di un lavoro in corso e un lavoro già effettuato, ma che continua con Lisa davvero a rappresentare delle grandi disponibilità e una grande ricchezza, quello della disponibilità del volontariato. La sanità ovviamente è un tema a me carissimo, nel senso che avendo fatto negli ultimi anni il presidente della conferenza sociosanitaria l'ho seguita a lungo. Però il tempo sta passando, sono le 8:25, ancora molte persone devono parlare, quindi andrei al prossimo blocco, quello delle politiche interne, dando la parola a Donato, Marco, Federico e Sandra, che ci parleranno anche del lavoro svolto in questi anni. Prego. Non siete contenti? Buonasera a tutti, sono Donato Marungiu. La mia è una candidatura nel segno della continuità amministrativa, perché già facevo parte della precedente amministrazione guidata da Davide Burchi, dove ho svolto il ruolo di delegato all'urbanistica e di delegato all'organismo di bacino. La mia è una candidatura volta al completamento delle opere che sono state intraprese e che mi auguro vengano portate a compimento con questa nuova amministrazione. Un'amministrazione fatta
con persone con le quali abbiamo formato un nuovo gruppo di persone disponibili ad ascoltare il prossimo, di persone capaci e competenti. Io ritengo che nella passata amministrazione abbiamo raggiunto risultati importanti. Uno fra tutti, una parola fatta di 3 lettere, PUC. Il piano urbanistico comunale veniva atteso dalla Lanusei da circa 11 anni. Dal 2006 era il momento in cui Renato Soru adottava e approvava il piano paesaggistico regionale. Dopo quella norma i comuni si sarebbero dovuti adeguare, l'urbanistica si sarebbe dovuta adeguare al paesaggio. I tempi dovevano essere stretti, ma così non è stato. Sono passati 11 anni e ancora la Lanusei non aveva un PUC. Quando ci siamo insediati la nostra amministrazione l'ha messa come priorità assoluta, finalmente cercare di redigere un piano che sbloccasse l'attività edilizia, che fosse da volano alla ripresa economica per il Paese. Abbiamo subito dato l'incarico per la progettazione, siamo stati fortunati perché abbiamo trovato un team di progettisti adeguati, disponibili, che hanno intavolato diversi laboratori con i progettisti, con le persone, e finalmente il 31 marzo abbiamo adottato il piano urbanistico comunale. È un'opera molto importante. Qua vedo l'assessore presente che ringrazio per l'impegno profuso, Cinzia Marongiu, e per il lavoro svolto. Grazie Cinzia. Col piano urbanistico comunale molte risposte sono state date e saranno date alla popolazione. Pensiamo di approvarlo, di portarlo a compimento nell'arco del prossimo inverno. Sono stati 3 anni, io mi riferisco alla precedente amministrazione, di lavoro intenso, di lavoro continuo e costante, che ha dato però i suoi frutti. Come vedete io parlo sempre di 3 anni. Perché parlo di 3 anni? Perché purtroppo abbiamo dovuto combattere con questa calamità, con questa pestilenza maledetta, che il destino però ha fatto in modo che ci toccasse da vicino nell'arco del nostro mandato. Ci siamo ritrovati a cercare mascherine e distribuirle, a fare tamponi, a programmare vaccini. Ebbene, tutto questo poco c'entra con l'amministrazione. Questo è stata assistenza sanitaria, quindi questo ce lo dovete riconoscere. Questo tempo ci deve essere scontato. Non vuole essere una giustificazione o delle scuse, perché noi siamo contenti e soddisfatti e orgogliosi del lavoro svolto e dei risultati ottenuti. Penso che qualunque amministrazione si fosse trovata nel nostro posto avrebbe fatto lo stesso. Noi ci abbiamo messo del nostro. Quando parlo di importanti traguardi raggiunti, non posso che non fare riferimento al mio cavallo di battaglia, cioè il villaggio Fiaschetti, un'area recuperata, che stiamo recuperando. Abbiamo da poco deliberato in Consiglio Comunale la bozza di convenzione da sottoscrivere col Ministero. Un'area che era abbandonata da oltre 40 anni, un pezzo di storia di Lanusei che ci ha visto protagonisti negli anni 50, dopo l'alluvione, che ha ospitato tante famiglie, qualcuno mi dice circa una 50, una 60, un'area abbandonata piena di sterpaglie che stiamo recuperando. Lì vogliamo fare degli investimenti importanti, vogliamo recuperare qualche parcheggio, vogliamo che diventi un'area verde a disposizione dei bambini e un'area polifunzionale per lo sport. Rivendico con orgoglio un'altra opera importante che non è stata conclusa ma che è in itinere, un'opera che qualifica il nostro paese e il Bosco Selene. Sto parlando dell'Ariofune. L'Ariofune era un progetto che è stato portato avanti da questa amministrazione, in particolar modo dal vice sindaco Salvatore Zitto, che
che ringrazio anch'esso per l'importante tenacia e caparbietà con la quale ha eseguito quest'opera pubblica. Un'opera che avrebbe potuto vedere la luce di recente, ma perché purtroppo la sua inaugurazione è stata rinviata. È stata rinviata perché, anche lì, ironia della sorte, siamo stati colpiti da un'altra maledizione, la guerra. Voi direte, cosa c'entra la guerra? La guerra ha fatto lievitare i costi dei materiali per la realizzazione dell'aerofune, per cui l'impresa che si era aggiudicata i lavori non rientrava più nei costi e quindi ha comunicato il recesso. Noi subito ci siamo affondati a Cagliari e siamo riusciti a parlare con l'assessorato competente, che ci ha promesso una rimodulazione dell'opera, ci ha promesso altri 250.000 euro. Aspettiamo la delibera e poi daremo via al nuovo iter, alla nuova gara di evidenza pubblica, per fare in modo che quest'opera veda finalmente la luce. Un'opera importante per la Nusei, un'opera importante per il Bosco, che crea sinergie con le altre nostre specificità che sono lì presenti e che sicuramente sarà attrattiva per molti turisti, perlomeno per una serie di quelle persone che hanno a cuore questo tipo di iniziative. Non posso poi dimenticare i lavori che stanno per essere consegnati per la messa in sicurezza del Palazzo Comunale. Sto parlando di circa 690.000 euro che consentiranno di rifare il look al Palazzo del Comune. Poi, dopo questo, non posso che non ricordare le opere pubbliche che sono confluite nel PNRR. Parlo dell'intervento di strada Sasera di circa 550.000 euro, dove si dovrebbe provvedere al rifacimento di un ponte e a migliorare la viabilità. Ci sono i lavori che stanno per iniziare nella circonvallazione a valle, inerenti allo svincolo, l'incrocio con i vigili del fuoco, che a tutt'oggi penso che sia uno degli incroci più pericolosi della Nusei, perché la visibilità è molto limitata, e nell'ambito di quei fondi è anche previsto la costruzione di un muro di sostegno dell'area PIP. Tutte queste sono opere importanti che hanno caratterizzato il nostro mandato, che non sono ancora giunte a conclusione, ma che io mi impegno vengano portate a termine se e qualora vinceremo le elezioni, se e qualora verrò eletto. La mia appartenenza e la mia fede calcistica mi lega alla società alla Nusei Calcio e non posso non ricordare l'intervento fatto per il ripristino del manto del campo, che oggi ci consente di aspirare a categorie superiori. Quest'anno purtroppo è andato bene, però con quel manto potremmo ambire a giocare nelle serie professionistiche. Poi, che altro dire? La campagna, anche a me sta a cuore la campagna. Io cosa potevo fare per la campagna? Ebbene, quando ho contribuito e ho lavorato per la creazione del PUC, ho previsto insieme agli altri colleghi che fosse e venisse abbassato l'indice di edificabilità. Cioè, oggi noi possiamo costruire e andare a vivere in campagna se abbiamo 3 ettari. Se nel momento in cui il piano urbanistico sarà approvato, basterà 1 ettaro. Il mio motto non è andare a vivere in campagna, il mio motto è vivere la campagna, quindi aiutare le persone che hanno questa passione, che hanno un pezzo di terra da coltivare, e per fare questo, sempre nell'ambito del PUC, stiamo prevedendo la possibilità di realizzare strutture di supporto all'agricoltura, dove si possa ricoverare un trattorino, dove si possa mettere il decespugliatore, dove si possano appoggiare le reti degli olive. Massimo della capienza, della superficie massima di 35-40 metri quadri, ovviamente, e non possono essere ovviamente individuate come strutture di residenza. Però penso che questo possa essere un contributo importante per chi vuole andare a vivere la campagna, a coltivare la campagna. Queste sono alcune delle opere che adesso io ricordo, qualche altra mi sfugge, che sono in itinere, sulla quale abbiamo lavorato e che spero di riuscire a portare a termine
nel prossimo mandato se e nel momento in cui dovessi venire eletto insieme alla mia squadra. Per questo motivo chiedo la fiducia, chiedo il vostro voto, chiedo di votare alla lista numero 2 con a sindaco Davide Burchi. Grazie. Sì. Buonasera a tutti, io mi chiamo Marco Murgioni, credo che mi conosciate tutti, credo. Ho 47 anni, sono padre di 2 figli, Filippo e Matteo. Principalmente nella mia vita, diciamo che ho svolto 3 mansioni. Ho lavorato nel settore del metalmeccanico, nelle pizzette, credo che tutti ci conosciate, e l'ultimo nell'assistenza agli anziani. Quest'ultimo lavoro per me è diventato un hobby, perché è una cosa spettacolare aiutare le persone che hanno bisogno. Le persone, un semplice gesto che noi facciamo tutti i giorni, beviamo un bicchiere d'acqua, per chi non ha le capacità purtroppo è un aiuto molto importante. Il suo grazie a me mi riempie di gioia, senza ombra di dubbio. Allora, il motivo per la quale mi sono candidato innanzitutto è perché io credo nella politica, penso che la politica, o ti occupi di politica o lei si occupa di te, quindi è giusto che un po' tutti ci occupiamo di politica. Fino adesso io mi sono impegnata a livello marginale, dando una mano, mai candidandomi in nessun modo. Adesso io voglio mettermi in gioco, voglio far parte di questa squadra. Io prima Donato ha nominato l'aerofune. L'aerofune sembra una fesseria, no? Perché vedi questo cavo, tu ti appendi e fai questa scivolata. Però non è solo un gioco. L'aerofune per me consentirà alla Lanusei di crescere a livello turistico. Non è solo l'aerofune, è tutto quello che ci gira intorno. Se noi riusciamo a... come posso spiegarmi? Se riusciamo a produrre i nostri prodotti, oltre all'aerofune, al turista, possiamo dare i nostri prodotti, possiamo portarlo a fare un giro nel bosco, a Triccoli. Diciamo che io ci andavo da ragazzino con un mio cugino a pascolare, io non pascolavo, io giocavo e basta. E ho sempre detto che era bellissimo quel monte, quel monte bellissimo, pieno di sassi, però era affascinante. Quindi io credo che sia un posto da poter far conoscere ai nostri turisti, ai turisti che verranno. L'aerofune è solo l'inizio, secondo me. Il percorso è lungo, non ci vorranno 5 anni, ce ne vorranno di più, questo lo dobbiamo capire, se no non si va avanti. Detto questo, mi sono voluta anche candidare, diciamo, con Davide, perché io pian piano che lo conosco mi sembra una persona veramente normale, non mi sembra un massone come ho sentito, assolutamente, cioè è una persona come noi, dai. Ma poi non solo lui, tutti gli altri, veramente. Io non so fare l'amministratore, perché non lo so fare, io vi mentirei a dire che so fare l'amministratore, però io ci metterò il massimo dell'impegno, come ho fatto sempre. Chi mi conosce penso che lo possa dire tranquillamente. Per questo io ve lo chiedo col cuore, votate Energia per la Lanusei, che è la scelta giusta, lista numero 2, ragazzi. Buonasera a tutti, io mi chiamo Federico Alteri, ho 29 anni e sono lanuseino. Sono nato e cresciuto a Lanusei e vivo a New Jossu. Ho deciso di candidarmi perché vorrei mettere le mie idee a disposizione della comunità per far crescere la mia amata cittadina Lanusei. Sono laureato e specializzato in enologia e viticoltura. Sono stato diversi anni fuori, sia per lavoro sia per studio, ma sempre con l'anima e corpo qui a Lanusei. Lavoro attualmente a Oliena, sono responsabile viticolo, quindi mi occupo di vigneto, dalla potatura a secco fino alla produzione.
ma sono intenzionato veramente di costruire il mio futuro qui a Lanusei, perché amo Lanusei. A mio parere Lanusei ha una potenzialità veramente straordinaria, sia nel mio settore, quindi il settore enologico, sia del settore gastronomico, paesaggistico, culturale. Insomma, abbiamo un tesoro, un paradiso nelle nostre mani, dobbiamo valorizzarlo al massimo. Questo paradiso però, per essere elevato al massimo della sua bellezza, ha bisogno di tutti noi, ma ha bisogno soprattutto dei giovani. I giovani è il fulcro di qualsiasi società democratica. La partecipazione attiva dei giovani alle attività a livello locale è importante per la costruzione di società più democratiche, più solidali e più prospere. Partecipare alla vita democratica di una comunità non significa solo dare il voto, ma significa anche essere, avere il diritto, i mezzi, il luogo e la possibilità, e in caso il necessario sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività e iniziative che possano contribuire alla costruzione di una società migliore. Gli enti locali e regionali, che sono le autorità maggiormente vicine ai giovani, o dovrebbero esserlo, hanno un ruolo centrale nello stimolare la loro partecipazione in modo concreto, per esercitare fino da ora un'influenza sulle loro decisioni importanti. Loro, infatti, contribuiscono ad integrarli nella società, aiutandoli ad affrontare non solo le difficoltà e le pressioni che subiscono, ma anche le sfide di una società moderna, che ahimè dopo il Covid è veramente difficile. L'idea è quindi che ogni politica e ogni attività di promozione della partecipazione dei giovani deve accertarsi che esista un ambiente culturale rispettoso dei giovani, che tenga conto della diversità delle loro esigenze, delle loro situazioni e delle loro aspirazioni. Una soluzione che noi possiamo proporre è la valorizzazione, la ripresa della consulta giovanile. Non tutti sanno che la consulta giovanile è stata già istituita nel 2018 e regolamentata con un regolamento interno nel 2019. Hanno avuto vari giovani che sono voluti mettere in gioco, purtroppo col Covid non è andata avanti, ma sarà il nostro obiettivo principale quello di farla andare avanti, di farla funzionare, perché con la consulta giovanile, a mio parere, il giovane si sente anche in obbligo di partecipare alla vita cittadina. Un dato importante è questo: sono 78 le consulte giovanili in Sardegna e una in Ogliastra, quella di Lanusei. La consulta è importante perché? Perché è importante la consulta? La consulta è il tramite tra il giovane e l'amministrazione comunale. Grazie alla consulta giovanile un giovane può esprimere quello che ha dentro, può esprimere le sue passioni, le sue idee. Il giovane non è più una forza lavoro, ma è un'energia essenziale per qualsiasi civiltà. Una cosa, grazie degli applausi, una cosa molto importante è la responsabilizzazione dei giovani. Infatti grazie alla consulta giovanile ogni giovane si sente responsabilizzato a fare il bene, a pensare veramente di stare qui alla Lanusei, di non andarsene via, magari di uscire, di andare a studiare, di accrescere il suo bagaglio culturale, come ho fatto io, come hanno fatto tanti giovani. Siamo usciti, abbiamo studiato, abbiamo anche lavorato, ma siamo tornati qui perché vogliamo stare qui. Noi amiamo la Lanusei, ma l'amiamo tanto, tantissimo. Infine, concludendo, vorrei solo dire che la mia candidatura è una promessa prima di tutto a me stesso. Voglio impegnarmi veramente per il bene di Lanusei. Mi auguro che risplenda e possa risplendere sempre, per far sì che il futuro di tanti giovani sia qui a Lanusei, perché il mio futuro è Lanusei. Quindi il 12, fate la scelta giusta, votate Energie per Lanusei, lista numero 2. Grazie mille. Buonasera a tutti, sono Sandra Resu, faccio parte dell'amministrazione uscente, sono l'assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione. Sono stati 2 servizi che per il primo anno abbiamo rinforzato
pensando di poter seguire gli stessi servizi che all'Anusei esistono da tempo. Non abbiamo una città senza servizi, questo vorrei sottolinearlo in modo forte. Lanusei è una città di servizi, con servizi che esistono da tanti anni, che sono stati in questi ultimi anni rinforzati, un asilo nido unico in tutta la zona, con la presenza di 21 bambini, siamo passati a 28 bambini, cercando di fare in modo che tutte le richieste provenienti dai cittadini di Lanusei e non solo potessero essere accolte. Questa è stata una delle prime cose fatte prima della pandemia. Un'altra cosa che sono fiera di dire oggi è stata la consulta giovanile di cui si parlava poco fa. La consulta giovanile è nata a Lanusei nel 2018 ed è stata subito accolta dai ragazzi che allora avevano 15-16 fino a 18 anni e avevano organizzato un gruppo che si fece chiamare Spazio ai Giovani. Loro stessi avevano scelto il nome, loro stessi avevano scelto le attività di portare avanti in questa città, hanno fatto di tutto, facendo da autodidatti, si erano occupati di fare dei giochi all'aperto, avevano organizzato delle squadre di pallavolo, calcio al tesoro, hanno fatto di tutto. Purtroppo anche questo servizio con la pandemia ha avuto delle ripercussioni molto gravi. Oltre questo servizio abbiamo avuto un occhio attento, oltre ai bambini e ai giovani, anche agli anziani. Abbiamo seguito quello che già esisteva rinforzandolo, anche questo è un servizio sempre esistito nella nostra città. Prima tanti anni fa si facevano i viaggi fuori dalla Sardegna. Poi i costi sono diventati davvero enormi e non era più possibile contenerli, per cui abbiamo optato per quello che loro ci chiedevano, portarli al mare, andare assieme a loro al mare con l'assistenza. Ovviamente organizzavamo il viaggio con i pullman, con l'assistenza a bordo e l'assistenza in spiaggia. Anche questo purtroppo è venuto a mancare con l'arrivo del Covid. Vediamo un pochettino se si riesce a riattivarci. L'arrivo del Covid per noi è stata un'esperienza che ci ha fortemente toccato, ma siamo riusciti a riprenderci, a risollevarci, a riorganizzarci. All'inizio non avevamo neanche mascherine. Abbiamo costruito le mascherine con dei teli di cotone, con delle pezze di cotone. Abbiamo fatto le prime mascherine artigianali, a parte le chirurgiche, le FFP2 e P3 che esistevano soltanto in ospedale e scarseggiavano anche lì. Abbiamo avuto necessità di difenderci ancora meglio. Abbiamo comprato i tamponi dal comune, dal bilancio comunale, abbiamo comprato i tamponi e abbiamo organizzato lo screening cittadino, che era un punto di riferimento per tutta l'Ogliastra, non soltanto per Lanusei. Ci siamo avvalsi di un gruppo di volontari, tra cui qualcuno è qua e ringrazio Lisa, Francesca e tanti altri che sono qua presenti, che non fanno parte di questa lista, ma che sono qua e che ci sentono. Abbiamo lavorato duramente, organizzando e portando avanti lo screening. Siamo stati d'esempio a livello regionale. Qua a Lanusei è stato fatto il primo screening organizzato dalla regione
copiando il modello nostro. Questo ce lo possiamo vantare. Ci è costato molto sacrificio, erano giornate di volontariato interminabili, iniziavano alle 7:15 del mattino e terminavano alle 8, alle 9 di sera, con l'aiuto di tante altre persone, chi ci portava il caffè e i pasticcini, vero Cinzia, chi veniva ad aiutarci a pulire, chi veniva a portare sedie, separé, tutto quello che era necessario. I servizi sono stati duramente messi alla prova, così come la scuola, altro servizio curato da me, altro assessorato curato da me. Anche lì abbiamo dovuto fare grandi sforzi per non chiudere la scuola. È stata chiusa il minimo indispensabile quando proprio ci hanno costretto a chiuderla. Ci siamo organizzati aumentando la capacità delle aule, buttando giù dei muri. Tutto questo è servito a non far perdere lezioni ai nostri ragazzi. Ci siamo riorganizzati nel trasporto. Abbiamo dovuto riorganizzare gli spazi nel pulmino, ma non è mai mancato neanche un giorno il servizio del trasporto. Così come abbiamo continuato a lavorare sulle uscite scolastiche, collaborando con la scuola e venendo incontro a tutte le esigenze che ci venivano richieste dalla scuola, dall'Istituto Comprensivo di Lanusei. Sono stati davvero dei periodi di lavoro molto duro, molto faticoso, ma siamo orgogliosi di avercela fatta e possiamo guardare a testa alta tutti quanti, perché tutti assieme siamo riusciti a venirne a capo. Abbiamo fatto un atto di prevenzione particolarmente dettagliato a livello cittadino. Siamo stati molto attenti ai contagi e infatti siamo tra i centri che soprattutto all'inizio avevano meno casi di positività, proprio grazie all'attenzione che tutti noi, scuola, comune, ASL, tutti quanti abbiamo messo in essere. Poi per quanto riguarda la scuola abbiamo il progetto di scuola che Cinzia Marongiu ha seguito personalmente, un progetto lunghissimo con una burocrazia davvero estenuante che non ci ha permesso neanche di iniziare i lavori, e questo mi dispiace davvero perché ci abbiamo messo tanto impegno, soprattutto Cinzia ne ha messo di tanto e non abbiamo potuto vedere neanche la prima pietra, però speriamo di poterla vedere assieme a Cinzia, che sicuramente verrà con noi in questa prossima legislatura. Poi, 5 anni fa vi ho chiesto di aiutarci in questa campagna elettorale, di sostenere la nostra lista promettendo soltanto l'impegno. Penso che l'impegno, il lavoro ci sia stato da parte di tutta la nostra amministrazione. Ora che dire, vi chiedo di sostenere la nostra lista, perché l'impegno, l'energia sicuramente non verrà a mancare anche nei prossimi 5 anni se ci darete fiducia. Un'ultima cosa, non ci siamo fatti mancare niente, neanche la guerra, per cui all'inizio abbiamo voluto aiutare la popolazione ucraina mandando 2 camion di provviste, di indumenti, di coperte, di tutto quello di cui potevano aver bisogno, però non ci bastava, per cui siamo andati ai confini dell'Ucraina con un pullman carico di beni alimentari
portato alla Nusei 29 persone che da 10-15 giorni erano nascoste in un bunker. Siamo riusciti ad affidare queste persone nei nuclei familiari. Devo ringraziare tutte le famiglie che hanno messo a disposizione la propria casa, tutte le persone che ci hanno aiutato e che ci stanno continuando ad aiutare. Non è facile, non è assolutamente facile per noi, ma anche per loro. Abbiamo ottenuto l'integrazione dei nostri ragazzi, dei nostri adulti, dei nostri ospiti a livello scolastico. Abbiamo potuto fare l'inserimento a tutti i livelli, dall'asilo nido al liceo. Siamo fieri di quello che abbiamo fatto, speriamo di poterli riaccompagnare a casa. Già qualcuno sta tornando nelle loro case perché hanno proprio la necessità di rivedere i loro parenti, ed è giusto che sia così. Finché loro vorranno rimanere, le porte sono aperte e speriamo con questa amministrazione di poter continuare ad aiutarli. Grazie a tutti e votate la lista numero 2. Grazie. Grazie a Donato, Marco, Federico e Sandra. L'entusiasmo e l'energia è tanta e quindi c'è tanta voglia di parlare, di discutere delle cose fatte. Oltre all'adozione del PUC importantissima, certamente dobbiamo dire che Prodromico ci ha dato l'adozione del PAI, l'approvazione del PAI e in parallelo anche l'approvazione del piano di valorizzazione delle terre civiche, che ci aiuterà sicuramente nel giro di pochissimo tempo a regolarizzare diverse situazioni giuridiche, così come il lavoro importante fatto in particolare da Andrea Caviddu, che ringrazio, visto che stiamo ringraziando tutti gli assessori. Ringraziamo davvero tutti gli assessori e i consiglieri ancora una volta, che sono con noi nonostante non sono candidati, ma sono comunque con noi, sono presenti qua in piazza, quindi davvero li ringraziamo tantissimo. E abbiamo fatto un lavoro importante per la sistemazione e regolarizzazione delle situazioni giuridiche delle case delle cooperative. Mancano ancora gli ultimi tasselli, però qualcuno è già riuscito a vendere casa e quindi il mercato immobiliare lanuseno si riappropria di tutta una serie di unità immobiliari. L'ulteriore blocco, urbanistica e sviluppo, Maria Tegas, Daniele Del Plano, Renato Pilia, Monica Lovina ed Efisio Balloi. Allora, lo so, avete voglia di parlare, avete voglia di spiegare, avete voglia di dire. Sono le 9, l'ultimo blocco è durato almeno mezz'ora. Vedete voi, prego Maria. Saluto tutti e me ne vado, visto che praticamente vi saluto tutti, vi ringrazio davvero perché siete qua numerosi. No, sarò davvero breve perché altrimenti rischiamo che questi voti li perdiamo qua. Qui questo gruppo sa discutere, sa parlare di temi, sta portando su questa piazza delle cose interessanti. Io mi volevo dire appunto che perché mi sto candidando, perché mi sto ricandidando. Ho fatto i miei 5 anni in minoranza e devo dire che ogni volta che si discuteva di qualcosa e si parlava in consiglio comunale, il mio pensiero era sempre rivolto al paese. E questo è il motivo perché io mi sto ripresentando con questo gruppo, un gruppo in parte della vecchia amministrazione, dell'attuale uscente e in parte di energie nuove. Quindi dico che il mio impegno in questi 5 anni ha portato ad avere una sintonia di intenti quando si parlava di Lanusei, ma in consiglio comunale, in amministrazione si deve parlare di Lanusei, si deve parlare dei temi che possono portare Lanusei a migliorare. Ecco perché mi sto riproponendo con questo gruppo e mi propongo con queste energie nuove, così come diceva Davide. Noi abbiamo trovato una comunione di intenti, una coesione di intenti, che è quello di avere Lanusei
la Nusei, il primo obiettivo, siete voi il primo obiettivo. E il primo obiettivo per me è che la Nusei ha una storia, ha una bella storia, è una storia di rioni. Prima ha parlato Federico che vive a Nujossu, io vivo a Nususu. Vivo a Nususu, vivo nel cuore del centro storico del paese e per me il centro storico è importante, ecco perché dico che siccome la Nusei ha la sua storia, all'interno del centro storico ci sono delle caratteristiche che nessun altro paese ha. Pensate agli orti storici, ma chi ce li ha? Qual è il paese ogliastrino che li conserva ancora? Solo la Nusei. Quindi io credo che questo paese, questa cittadina, può avere un futuro turistico fenomenale. Così come diceva Federico, cioè noi siamo la città dei panorami, noi siamo la città degli orti storici, siamo la città dei lavatoi storici, siamo la città dove le persone si incontravano alle fontane e lì facevano socializzazione. Cioè la Nusei ha una storia forte e lo dice questa piazza, lo dice la via Roma con i suoi palazzi storici. Questo è il nostro progetto, uno dei tanti progetti. Ecco perché dico che questo gruppo sa parlare di cose, minoranza, maggioranza, ma veramente, cioè, ma a parte che si discute, si possono avere anche delle idee che divergono, ma io credo che l'intelligenza delle persone sta nel fatto che spesse volte quando si discute si può cambiare idea, perché quando ci si confronta si può cambiare idea sulle cose. E come si fanno le cose? Si fanno con i gruppi seri, con le competenze, con la professionalità, si fanno così le cose. Vi dicevo appunto degli orti storici, io li adoro, lo so, sono un po' paranoica, adesso loro ridono perché io ogni volta in consiglio comunale questa cosa la tiravo fuori. Per me gli orti storici, i lavatoi storici, le fontane devono diventare il parco urbano della città di Lanusei, in modo tale che il turista quando viene qua li può ammirare, perché veramente Lanusei è l'unica cittadina che ce li ha. E la storia, cos'è l'altra storia? I palazzi storici, c'è il palazzo Cima, ci sono le carceri. Che cos'erano le carceri? Un vecchio convento. Io mi ricordo da ragazzina quando giocavo adesso a Suttauli, che adesso insomma ci sono tutte le case, giocavo là e c'erano i frati, che ci dobbiamo ricordare che anche il tema dei frati è un tema molto importante, li dobbiamo difendere perché siamo in una situazione abbastanza critica. Tutte queste cose qua sono la connotazione di Lanusei. Ecco perché io mi sto candidando con questo gruppo. Mi sto candidando perché noi abbiamo dei progetti per il futuro, noi vediamo Lanusei nel futuro. Vediamo Lanusei proiettata come una città turistica. Abbiamo un borgo bellissimo. Oltretutto abbiamo fatto una sorta di convenzione con gli inglesi che vengono qua e noi recuperiamo le case e loro vengono qui a vivere, perché Lanusei è a 2 passi dal mare. Noi abbiamo una cittadina meravigliosa. Io ho studiato fuori, sono tornata qua e voglio continuare a vivere qua, a Nususu. Quindi io vi dico questo: 5 anni fa mi avete veramente fatto un regalo grande, mi avete sostenuta. Io vi dico quindi il 12 giugno di sostenere la lista numero 2, Energie per Lanusei.
è la scelta migliore. Grazie. Adesso passo la parola al Fisio. Buonasera, sono il Fisio Ballori. Molti mi conoscono perché sino a qualche mese fa rivestivo un altro ruolo qui alla Nusei come tecnico comunale. Io vorrei solo precisare alcune cose perché magari voi mi conoscete come tecnico comunale e conoscete poche cose di me. I miei fratelli sono nati qui alla Nusei, la mia famiglia abitava qui in Vico Cagliari I. E come tante famiglie sono dovute emigrare. I miei fratelli mi dicono sempre: tu sei l'unico che sei tornato a casa. È vero, io sono tornato a casa perché la Nusei è casa mia. Io vivo alla Nusei da 30 anni, ho fatto casa, la mia famiglia abita qui e per 25 anni sono stato a disposizione del territorio, della gente e delle imprese. Il mio lavoro, il lavoro che io ho svolto qua, spetta a voi giudicarlo. Io spero di riuscire a raccogliere il frutto del mio lavoro. Oggi non sono più dipendente del comune di Lanusei e Davide mi ha chiesto di candidarmi per garantire una continuità in questo rapporto di fiducia che c'è stato col territorio di Lanusei, con la gente e con le imprese. E io mi sono messo a disposizione proprio per garantire questa continuità, soprattutto di un rapporto, spero, di fiducia anche con le imprese e con voi tutti, diciamo. Vorrei riprendere il discorso di Donato quando ha parlato del PUC. Vorrei solo fare una precisazione perché non voglio essere troppo lungo, proprio perché ormai i tempi sono troppo, si stava incominciando a fare tardi. Come ha detto Donato, il Consiglio Comunale recentemente ha adottato il PUC. Io vorrei che il PUC venisse visto da tutti quanti voi, perché il PUC è uno strumento che non è solo uno strumento urbanistico a disposizione dei tecnici, è uno strumento a disposizione del territorio, che è uno strumento che può dare economia e sviluppo al territorio e ha bisogno dei vostri pareri, perché l'amministrazione senza i vostri pareri, senza le vostre considerazioni, non può, diciamo, prendere atto di quello che sono le vostre esigenze. Ricordatevi che il PUC è uno strumento che garantisce sia la possibilità di finanziamento ai privati, sia la possibilità di finanziamento alle imprese e sia la possibilità di sviluppo, ma non è solo uno sviluppo territoriale, è uno sviluppo aperto anche agli altri territori, perché la mentalità del stare rinchiusi all'interno di un recinto ormai deve essere una mentalità che deve andare a decadere. Così come qualcuno ha accennato prima all'Unione dei Comuni, l'Unione dei Comuni deve essere un qualcosa che si deve allargare appunto a tutto il territorio, perché ormai il futuro di questo territorio è l'apertura a tutti i comuni limitrofi, perché solo collaborando tra di noi, solo cercando di creare una sincronia tra i servizi di manutenzione, servizi di gestione di tutto quello che potrebbe essere al servizio della comunità, vanno gestiti ormai in comunità, non più come singolo territorio. L'unica cosa che posso dire in questo momento è solo questo. Io non so come andrà a finire questa cosa, però io sono stato presente 25 anni alla Nusei, sono presente oggi e spero di essere presente anche domani a disposizione vostra e delle imprese, in qualsiasi modo vada, e per questo che chiedo a voi, oltre alla collaborazione nello sviluppo di questo territorio, anche andando a vedervi il PUC e a esprimere le vostre osservazioni in merito, ma soprattutto dando fiducia a noi per una continuità del lavoro svolto sino a oggi dalla precedente amministrazione, che intendiamo continuare a portare avanti per dare proprio continuità al lavoro svolto sino a oggi. Io non voglio continuare perché c'è tanta gente che deve parlare, per cui preferisco passare la parola a Monica per continuare. Allora, buonasera, in tanti mi conoscete, sono Monica Lovina, da generazioni appartengo a una famiglia di Lanusei.
sono laureata in economia e commercio e lavoro per Alleanza Assicurazioni. Per ragioni di lavoro ho vissuto a lungo fuori dal mio paese, per poi però tornarci definitivamente per il forte legame al territorio e alle persone. L'amore per il mio paese mi ha sempre portato ad interessarmi alle problematiche e alle esigenze dei miei concittadini. Spesso, parlando con la gente, raccolgo preoccupazioni, timori per il futuro di Lanusei. Ogni cittadino ha il diritto all'ascolto e alla partecipazione, ad avere risposte e ad essere preso in considerazione. Conosciamo tutti la storia di Lanusei e siamo qui per cercare di lavorare tutti insieme per raggiungere lo stesso obiettivo. Sono convinta che Lanusei abbia bisogno di interventi amministrativi nuovi e più efficienti per trovare una soluzione alle criticità con cui ogni giorno ci confrontiamo. Proprio per questo ho deciso di mettermi in gioco con una squadra di grande affidabilità e competenza e state certi che lavoreremo in sinergia, impiegando tutte le nostre forze. Lo faremo partendo dall'immagine che vogliamo della nostra città e mi impegnerò personalmente affinché l'accoglienza sia il nostro biglietto da visita, perché si inizi da elementi che possono sembrare banali, ma che in realtà sono importantissimi, come la pulizia, la cura del verde e degli spazi ricreativi. Chiedo tutta la vostra collaborazione perché questo risultato possa essere il successo di tutti. Per queste ragioni, per questi motivi e per tanti altri, il 12 giugno votate Energie per Lanusei. Davide Burchi, sindaco. Ringrazio per l'attenzione. Buonasera a tutti, qualcuno di voi già mi conosce, ma per chi non mi conosce mi presento. Sono Daniele De Plano, sono nato 35 anni fa a Lanusei e sono cresciuto a pochi passi da qua, in via Cagliari, fino all'età di 10 anni. Poi ci siamo trasferiti con la mia famiglia a Marigogina. Mio padre è lanuseino, mia madre è villanovese, quindi devo dare una delusione a qualcuno, non sono un lanuseino doc al 100%, per metà sono di Villanova. Comunque, in questi anni, in questi 35 anni, ho vissuto tante esperienze, tanti ambienti di Lanusei. Ne cito qualcuno giusto perché magari chi non mi conosce si rende conto magari di quello che sono stato e di quello che poi vorrò diventare. Ho giocato per anni nel Lanusei Calcio, ho iniziato nelle giovanili fino alla prima squadra, dove dalla prima categoria siamo arrivati a vincere il campionato di promozione e con orgoglio ho portato anche la fascia di capitano al braccio, che per me è una cosa molto importante. Ho avuto a che fare anche con l'ambito scolastico, perché sono stato anche professore al liceo scientifico di Lanusei e anche al liceo artistico, quindi ho fatto anche da professore. Ho fondato una cooperativa con un gruppo di cari amici, la cooperativa Mariancani, e nell'estate 2014 abbiamo preso in gestione la struttura del Bosco Solene, che tutti conoscete, a cui tutti siamo molto affezionati. Nel nostro piccolo abbiamo provato a fare il possibile, perché comunque veniva da anni di oblio, quindi con molto impegno e l'aiuto, questo bisogna dirlo, di tutta la popolazione, perché ci avete veramente dato una mano concreta, anche proprio con le mani, a darci una mano a pulire. Abbiamo riattivato una struttura che comunque penso che sia un fiore all'occhiello di Lanusei, così come tutta la Piana, così come San Cosimo e altre parti. Faccio anche parte dell'associazione Agogliastra, un'associazione di promozione sociale a carattere ogliastrino. Con Agogliastra sono tante le attività che negli anni abbiamo portato avanti, Adotta Onuraghe, abbiamo fatto gli Ogliastriadi, abbiamo fatto Scrivo Giro Scatto, abbiamo fatto Artes Antigas in occasione della Sagra delle Ciliegie, tutte attività che penso siano importanti, perché comunque
danno un senso alla socialità di quello che è un paese, danno il senso a quello che è la cultura, alla storia di un paese, portano avanti anche delle tradizioni che probabilmente stanno andando a essere perdute, quale Subicaverderi, Sint'Ingidora, insomma una serie di professioni che sono appartenenti alla storia di Lanusei. Sarebbe bello comunque che non ce le dimenticassimo, anche perché i nostri nonni ormai stanno andando a difenderci dall'alto dei cieli, e quindi è il momento che certe cose non dobbiamo perderle. Penso che sia una cosa molto importante questa per Lanusei. Sono anche socio di una società agricola, una piccola società agricola nata nel 2017, sto provando a portarla avanti con enormi sacrifici, questo perché comunque credo che anche l'attaccamento alla terra sia una cosa che ci appartenga. Tutti noi abbiamo un pezzo di terreno e ci piace coltivarlo, quindi il nostro piccolo anche quello è prendersi cura del nostro territorio, non abbandonando le campagne. E quindi niente, questo è quello che sono, e adesso proverò a dirvi quello che mi piacerebbe fare per Lanusei, mettendo a disposizione la mia passione, il mio tempo e soprattutto anche la mia competenza. Ecco. A me piacerebbe occuparmi dello sviluppo strategico del territorio di Lanusei, a tutto tondo. Questa parola così complicata diciamo che nasconde un mondo dietro. Proverò a essere molto sintetico. Uno dei problemi fondamentali di Lanusei, che ormai è annoso per così dire, è quello dello spopolamento. Purtroppo le giovani coppie di Lanusei, ma anche altre giovani coppie che magari vogliono mettere radici a Lanusei, trovano difficoltà a trovare degli alloggi adeguati, sia perché probabilmente il centro storico ha bisogno di una rinfrescata e quindi molte case vecchie dovrebbero essere recuperate, trovare il modo di garantire nuovi alloggi, oltre a delle nuove volumetrie, quindi penso all'edilizia residenziale, penso all'edilizia popolare. Lanusei ha bisogno di attrarre nuovamente cittadini, perché la curva demografica è in fase discendente da troppi anni e Lanusei questo non se lo può permettere. Un'altra cosa che penso sia importante a Lanusei è quello di avere degli uffici comunali estremamente competenti, anche se al momento sono un pochino scarichi di personale, però abbiamo degli uffici tecnici, ma uffici amministrativi, tutti gli uffici comunali sono veramente forti. Questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticarci, perché la forza di un'amministrazione parte dalla progettazione, dalla pianificazione, infine dalla realizzazione di idee, di opere che noi come amministrazione potremmo, se ci darete l'opportunità, portare, ma senza gli uffici comunali e senza chi realmente va a realizzare i progetti e segue la loro pianificazione e realizzazione non si può ottenere niente. Un altro aspetto secondo me molto importante è quello di tutelare o comunque tenere sempre bene a mente che il tessuto produttivo lanuseino è fatto da molte imprese artigiane. Queste imprese artigiane noi dobbiamo metterli nelle condizioni di creare una cooperazione anche tra loro, andando quindi ad acquisire delle competenze che permettano un domani di poter accedere a fondi sia pubblici sia privati, perché no, per realizzare opere di enorme valore tecnico ed economico. Quindi è importante che le nostre imprese vengano messe nelle condizioni anche di lavorare al meglio, quindi questo è una cosa che mi piacerebbe spendere la mia energia anche per provare a trovare delle soluzioni. Ovviamente capisco che non sarà facile, però è giusto che noi, io personalmente e tutta la squadra, ce la dobbiamo mettere tutta. Ho un piccolo sogno nel cassetto, poi vado a chiudere perché non voglio annoiare troppo. E ovviamente il mio cuore è rimasto su al Bosco Selene in quell'estate del 2014. Mi piacerebbe poter avere l'occasione di valorizzare sia l'intera piana del Seleni ma tutto il territorio montano di Lanusei. Hanno già parlato i miei compagni di squadra della Fly Experience, del volo dell'Angelo. Ecco, questo mi piace ricordare che era un sogno nel cassetto di un caro amico di Agugliastra, che ormai nel lontano forse 2010-2011 ci ha speso dei soldi, ci ha lavorato anni insieme ad altri compagni di Agugliastra, fino a che questo sogno nel cassetto è andato piano piano a realizzarsi. Ora siamo in fase di
insomma addirittura d'arrivo, quindi è una cosa che si sta realizzando. Ecco, mi piace come esempio il fatto che da un'iniziativa popolare di un gruppo di ragazzi stia nascendo un qualcosa che potrebbe diventare un grosso attrattore per tutto il territorio comunale della Lanusei. Potrebbero nascere strutture ricettive, ristoranti. Poi che altro? Abbiamo una sinteristica bellissima su al Bosco Selene, bisognerà valorizzarla e metterla a sistema. Mi piacerebbe tanto, io ricordo quando ero piccolino andavamo a fare le passeggiate al Bosco Selene, c'erano le passeggiate a cavallo, c'erano delle persone che guidate facevano il bosco a cavallo. Ce ne sarebbero troppe da dire, ma taglio perché altrimenti si fa troppo tardi. Una cosa che ci tengo particolarmente è quella di coinvolgere attivamente i cittadini, anche perché la Lanusei ha anche una fortuna che sono i cittadini, anche senza bisogno dell'amministrazione, che si rendono parte attiva. Penso alla, ormai è diventata quasi tradizione, la leva dei quarantenni di Lanusei ogni anno regala un'opera al proprio comune. C'è chi ha adottato una piazza, c'è chi ha fatto un tavolo al Seleni, c'è chi magari un domani deciderà di adottare il parco giochi dei bambini, chi vorrà rifare il percorso vita, insomma cose da fare ce ne sono tante. E ribadisco anche l'impegno delle leve o comunque della cittadinanza è importante. L'amministrazione deve mettere nelle condizioni migliori di realizzare qualsiasi cosa che porti beneficio al paese. Chiudo con due parole sullo sport, perché in assenza di Vladimiro mi hanno dato questo compito e sono ben felice di farlo. Lo sport è sicuramente una palestra di vita, ci insegna delle regole, ci insegna la socialità. È fondamentale da parte di un'amministrazione mettere a disposizione di tutte le società e associazioni sportive gli impianti sportivi che la Lanusei ha, dotarsi di nuovi impianti sportivi e rendere questi impianti curati e funzionali. È molto importante che la gestione sia coordinata tra il comune e le diverse associazioni, che siano professionistiche, che siano amatoriali, che siano associazioni che prevedano l'inclusione sociale e l'integrazione. Penso a Matti per il calcio, è un'associazione che coinvolge ragazzi con punti di vista differenti, per così dire. E quindi niente, l'amministrazione ha il compito di garantire la possibilità a tutti di fare sport, di fare turismo, di fare qualsiasi attività, perché è per il bene del paese, quindi non ci deve essere gelosia in questo. Su questo chiudo, scusate se sono stato lungo. La Lanusei merita le nostre energie, quindi fate la scelta giusta. Buona serata, grazie. Scusatemi, sposto il leggio così ci vediamo tutti bene. Guardate, dicono che tanto è difficile l'intervento quanto sono stati bravi gli interventi che hanno preceduto, e credetemi è veramente difficile stasera, perché i miei compagni di squadra, che è un bellissimo termine che ha usato Daniele, sono stati davvero bravi, quindi devo dire che il compito sarà veramente arduo. Inizio col dirvi che è veramente una meraviglia vedere una piazza così gremita, così piena un martedì di maggio, credetemi. È stato molto bello vederla sabato ed è stato molto bello vederla oggi. Speriamo davvero di poterla vedere in futuro, così come tante volte lo è stata in passato. Innanzitutto, come ogni buona presentazione, per chi non dovesse conoscermi, io mi presento, sono Renato Pilia, ho 33 anni e sono un avvocato. Sono anche assessore del comune di Lanusei, assessore alle politiche tecnologiche, programmazione, informatizzazione e politiche giovanili. Durante questi 5 anni mi sono occupato di diverse cose. Voglio citarne alcune, non tanto le più importanti quanto le più significative. Vedete, abbiamo intanto uno degli interventi più importanti è stato quello della implementazione del servizio di illuminazione pubblica, che tra l'altro ricordiamo è gestito e mantenuto in maniera meravigliosa da un'impresa di Lanusei.
con la sostituzione di tutti gli impianti con il LED e la sostituzione di alcune parti della rete. Citavano prima l'importanza che ha la struttura e l'edificio comunale, che deve necessariamente essere il front office e la risposta che dà il comune ai propri cittadini. Ecco, abbiamo lavorato tanto con gli uffici per poter dare degli strumenti informatici aggiornati, quindi computer e PC nuovi, abbiamo dato dei server nuovi, una connettività che è salita da quelle che erano degli 8 mega fino a 1 giga. Abbiamo lavorato tanto su questo. È stato importante, e lo sarà anche, dare un seguito a quello che è stato l'intervento dei punti wifi. Il primo è proprio qua, che parte dall'inizio del corso, e ce ne sono 16 che vengono articolati in tutto il percorso della via Roma, nei punti nevralgici, nell'ospedale, al bosco e nelle scuole, per riuscire a dare un'offerta non solo turistica ma anche ai cittadini migliore. Mi sono occupato personalmente di bandi, sapete, chi mi conosce sa sempre che io parlo tanto delle associazioni e dell'associazionismo alla Lanusei. Una delle più belle emozioni che ho avuto è stata quella di una riunione partecipatissima in sala consiliare, dove davvero hanno partecipato in tante. La vera ricchezza di Lanusei è proprio questa: l'associazionismo e le sue associazioni sociali, culturali, sportive, di tutti i tipi. Guardate, credetemi, perché è vero che è importante dare il proprio contributo candidandosi e facendo l'amministratore locale, ma è molto importante anche darlo per fare volontariato. Prima ricordavano tutti quanti quelli che hanno dato una mano, che ci hanno dato una mano per i tamponi. Io mi ricordo molti di voi che venivano e ci sostenevano in quelle lunghe giornate. Abbiamo lavorato con lo sport, come ricordava Daniele, c'è il campo, c'è tanto altro. Io qui permettetemi di ringraziare tutti i compagni di squadra che ci hanno comunque seguito lungo questi 5 anni, che sono stati una bellissima avventura. Era una doverosa precisazione, però è giusto che ora ci proiettiamo nel futuro. E uno degli interventi più importanti sarà quello della fibra. Voi sapete che io sulla fibra sono sempre molto pressante. Ogni persona mi dice sì, però sempre con questa fibra. Beh, guardate, la fibra è completa al 80%, manca poco. Perché vi dico che è importante? È importante, ma non solo, è strategica per lo sviluppo di Lanusei, è strategica perché ci darà la possibilità di dare un'offerta turistica migliore a tutte le persone che arriveranno a Lanusei. È importantissima ed è strategica per le imprese. Fare impresa deve essere ugualmente redditizia, fatta a Lanusei così come in un'altra città della Sardegna, ma non solo, di tutta Italia, perché bisogna dare la possibilità agli imprenditori di avere le stesse opportunità che hanno negli altri posti. E non solo, datemi la possibilità di dire che è anche importante per i cittadini. Il cittadino di Lanusei, e l'abbiamo vissuto durante la pandemia, aveva bisogno di connettività. C'erano famiglie che ci chiamavano e avevano necessità di connettività, avevano bisogno di una banda che potesse garantire meglio quelli che erano le esigenze, il fabbisogno appunto, che potevano esserci per la didattica a distanza, poteva essere per la necessità di una videoconferenza di lavoro, potevano essere tanti. Io vi voglio raccontare un aneddoto. La settimana scorsa sono stato chiamato da una davvero delle migliori persone che ho conosciuto durante questo mio percorso, che mi ha detto: guarda, c'è una richiesta di una società di cui voglio parlarti. E mi sono precipitato in comune e mi ha detto: guarda, c'è una società di Londra che avrebbe interesse a spostare, a delocalizzare quello che è tutto il settore smart working, a portarlo alla Lanusei. C'è una persona che si è innamorata di questo posto e vuole portare dei cittadini, e vuole portare dei nuovi cittadini a lavorare lì. Ecco, voi pensate, immedesimatevi in un ragazzo che lavora a Londra, che finisce l'orario di lavoro in smart working e poi si trova all'interno poi di un normale edificio, esce e vede il grigiore londinese. Ecco, voi pensate, finire l'orario di lavoro cosa vorrebbe dire? Salire al Bosco Selene.
a bere un aperitivo oppure a mangiarsi una pizza. Voi pensate le potenzialità che avrebbe una fibra finalmente funzionante. Ci sono già dei ragazzi qui alla Nusei, qualcuno lo vedo anche qui dietro, che già stanno lavorando in smart working e hanno già questa richiesta che ovviamente a cui va dato seguito. Noi come amministratori locali abbiamo il dovere di ascoltare queste esigenze e abbiamo il dovere di darvi seguito. Io voglio chiudere anche perché oggettivamente l'ora è tarda e a me fa tanto piacere che siate rimasti qui a seguirci. Voglio chiudere dicendovi che io 5 anni fa, penso proprio su questa mattonella, vi abbia chiesto di potermi dare la possibilità di fregiarmi di questo onore, perché è stato veramente un onore poter spendere il mio tempo al servizio della comunità e poter spendere il mio tempo al servizio di Lanusei. Ecco, io vi chiedo non solo la fiducia, non chiedo soltanto di darci la fiducia, ma io vi chiedo di darci anche la speranza di poter dare futuro finalmente a questi giovani. Grazie. Ovviamente io lo slogan è necessario che lo dia quindi votate lista numero 2, Energie per Lanusei. Grazie. Allora, veramente vi ringrazio tantissimo per la disponibilità e la pazienza, ci stiamo un po' dilungando, però credo che sia una serata interessante, bella e anche costruttiva. L'ultimo blocco, manca solo un intervento, questa è una buona notizia, è relativa alle attività produttive. Mirko Balloi. Prego. Nel frattempo dico io una cosa, così anticipo in parte anche le conclusioni per guadagnare tempo. È molto importante, abbiamo consapevolezza del fatto che comunque in questi 5 anni molte cose sono andate bene, ma altre possono essere certamente migliorate. Quindi ripartiamo forti di questa esperienza. Una delle cose che vorremmo fare maggiormente sicuramente è quella di creare delle sinergie col mondo imprenditoriale lanuseino in tutti i settori. Ci sono alcuni settori di sviluppo cardine individuati nel PNRR, penso appunto a questo sulle tecnologie, penso alla medicina territoriale, che comunque oggi saranno dei campi di sfida aperti. Noi abbiamo delle capacità imprenditoriali alla Lanusei che possiamo cercare di valorizzare costruendo delle strategie comuni in maniera tale da avere più appetibilità su quei bandi. Ovviamente non dobbiamo farlo solo in ottica lanuseina, perché dobbiamo essere in grado di guardare all'esterno e quindi quantomeno sullo scenario ogliastrino. Questa è una cosa molto importante che ci tenevo ad evidenziare fin da subito. Mirko Balloi, a te e le attività produttive. Ho 5 minuti circa qua, quindi un po' di pazienza. Energie per Lanusei, ma è il nome più appropriato stasera. Siete tantissimi, bellissimi, siete voi le vere energie per Lanusei, siete bellissimi, trasmettetecene tanta di energia, così noi la assorbiamo e la mettiamo poi in atto per il nostro paese. Quindi fatevi ringraziare intanto perché siete ancora qui, è un po' tardino, avete rinunciato alle vostre cose per venire ad ascoltare ciò che abbiamo da raccontarvi. Buonasera a tutti, quindi, signore e signori. Sono Mirko Balloi, qualcuno mi conosce, qualcuno magari no. Sono di Lanusei, sono un lanuseino doc, mi vanto sempre di questa cosa qua. Sono sposato, ho una figlia di 18 anni e come professione faccio il tecnico commerciale, mi occupo di attrezzature per le officine e lo faccio da ormai 30 anni. Da ormai 30 anni perché in effetti poi ho già 49 anni e questo mestiere lo faccio davvero con tanta passione e con altrettanta passione dedico tanto tempo in tutti i modi al mio paese. E il fatto di girare tutti i giorni tutta la Sardegna per lavoro mi ha fatto capire ancora di più e valorizzare
quanto sia prezioso il mio paese, quanto valga il mio paese. Ma devo dire di più, per la maggior parte dei casi sono state proprio le persone che andavo ad incontrare negli altri paesi, fuori dalla Lanusei, Cagliari, piuttosto che a Sassari, a Bosa, piuttosto che a Nuoro, che mi facevano notare e mi dicevano proprio: ma la Lanusei è un paesino piccolo, tutto sommato, però è un paese molto importante, avete un sacco di servizi, ci sono un sacco di servizi, avete il tribunale, avete l'ospedale, avete il carcere, ma poi l'importanza arrivava anche da un punto di vista imprenditoriale, perché mi fanno notare che ci sono tante aziende che sono sempre affacciate ad un commercio e ad un lavoro non soltanto rivolto alla Lanusei, ma soprattutto isolano, e a volte non solo, ma me le citavano per nome proprio, se le ricordavano. Mi dicevano: c'è Asoni Eloi, c'è BAP, c'è Lanfer, c'è Ferreri, c'è Carmine Arzu, qualcuna magari me la dimentico pure, me ne scuso, Antonio Meloni, Vito Arra, e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo tante realtà, e questo ci fa capire quanto la Lanusei sia forte sotto tanti punti di vista. Abbiamo la cooperativa Serena, una realtà pazzesca per il territorio, sono tantissimi dipendenti, tantissime buste paga. E poi, una cosa alla quale tengo a dire, abbiamo una perla che ci ha portato alla ribalta, la scuola civica di musica. La scuola civica di musica la conosco dappertutto. Gli alunni si spostano in altri paesi della Sardegna per esibirsi. Se pensiamo che poi il direttore attuale della scuola civica di musica, Simone Pistis, è frutto della scuola civica di musica stessa, non dimentichiamoci che qualche anno fa abbiamo potuto applaudire Diego Micheli a X Factor, l'ha visto il mondo intero e con lui ha girato il nome di Lanusei. Grazie. Ilenia Balloi, che a 13 anni ha vinto il Festival della canzone ad Arborea. Luca Muggiano. E queste sono realtà importanti che fanno diventare grande il nostro paese. Il Lanusei Calcio, chi è che non conosceva il Lanusei Calcio? La posizione del Lanusei Calcio, in tutta la Sardegna me lo dicevano. Lanusei, ce l'avete in Serie D? Adesso purtroppo è andata come è andata, ma Lanusei è forte, si riprenderà anche sotto quel punto di vista. Poi magari i miei amici adesso direbbero che c'è anche la cantina Cadeo, ma quella è un'altra cosa. Però anche quella è importante. E quindi tutto ciò per dire che questa importanza è che la Lanusei è da rafforzare e da consolidare, e ciò deve comunque partire da qui, continuando con tutto ciò, perché tutto ciò che ho citato io lo traduco in ricchezza, posti di lavoro, buste paga, ed in questo modo, secondo me, come diceva un politico noto del quale adesso mi sfugge il nome, l'economia gira. Ho scelto di candidarmi con parte della giunta uscente dopo un serio lavoro di collaborazione durato 5 anni, anche se dai banchi di opposizione, assieme a Maria Tegas, perché ho capito che c'è bisogno non di un periodo di stallo, di studio o di rodaggio, ma bensì di continuità e di immediatezza, di rafforzare e migliorare molti dei progetti realizzati e di lavorare a tanti progetti in fase di realizzazione. Sono perciò convinto che con le bellissime idee già citate dell'Eurofriune, il Nuragi Park, che poi verranno assemblati alle cose già realizzate, esistenti,
abbiamo in mente di realizzare, che già fanno parte del PUC, sono state dedicate alle PUC, nuovi parcheggi, agevoleranno poi le passeggiate, il commercio. Con la miglioria del centro abitato in tanti sensi abbiamo intenzione di mettere a disposizione dei fondi per chi vorrà migliorare e rinnovare le facciate delle proprie attività commerciali, di introdurre nuovamente il bonus bebè che è stato già utilizzato dalla vecchia amministrazione e ha funzionato, ve lo posso garantire. Daremo più attenzione ad altre vie, meno non vorrei dire meno fortunate, comunque meno ambite come via Roma, ma valorizzeremo di più via Umberto, via Marconi, la parte più lontana ultima della via Roma fino alla rotonda. Ci impegneremo a trovare ed elaborare fondi di sostegno per l'imprenditoria locale e sistemi per agevolare l'accesso al credito, migliorare la promozione dei prodotti agroalimentari locali ed artigianali. E soprattutto abbiamo intenzione, cari esercenti, di ascoltarvi. Diteci, secondo voi, come possiamo dare una mano alle nostre attività. E noi, nel limite del possibile, cercheremo di farlo, tenteremo di farlo. L'obiettivo deve essere quello di diventare un paese sempre più attraente ed appetibile, ogni giorno. Essere un'alternativa al turismo di costa. E questo sarà ossigeno per tutte le attività, tutte, abbigliamento, bar, alimentari, ristoranti, alberghi, B&B, e sarà linfa per la nascita di nuove attività che vorranno sorgere. Sì, perché l'auspicio è quello di rivedere tutte le serrande aperte lungo tutta la via Roma, fino alla rotonda, come quando eravamo piccoli. Attenzione però, questi dobbiamo vederli con molta onestà, dei progetti a medio e lungo termine. Quindi vi dico, 5 anni sono stati fatti, dateci modo di lavorarne altri 5 e sicuramente vedremo che qualcosa inizierà a dare i frutti. Le competenze e le energie ci sono, dateci modo di potervelo dimostrare. E allora concludo chiedendovi di sostenerci, non solo perché siamo una squadra bellissima, come dice Checco Zalone, ma perché sapete quanto me, più di me, che chiunque componga questa squadra è sempre stato attivo e presente in questo paese, chi in un settore, chi nell'altro. Quindi vi chiedo, il 12 giugno votatemi, votateci, fateci votare. La lista numero 2, Energie per la Nusei, Davide Burchi sindaco, fate la scelta giusta. Ciao! Grazie davvero a tutti. Io, vista l'ora, non concludo, nel senso che tra 10 giorni avremo un altro comizio in piazza per la chiusura della campagna elettorale, sarà quella l'occasione per spiegare ancora meglio le cose che vogliamo fare. Semplicemente un invito, un appello a tutti: in questi ultimi 10 giorni sentiamoci tutti i candidati, cercate i voti per la lista, cercate i voti per i candidati. Energia per la Nusei, lista numero 2, fai la scelta giusta.